Mi sono scocciata della spazzatura che sta per strada. No, ma al di là della spazzatura, proprio dell'abbandono che sta per strada. Del sindaco di Napoli. C'è da chiederselo. Guardi intorno. Per me Napoli è la città più bella del mondo, andrebbero riviste diverse cose, però insomma, dipende dalle zone, in alcuni quartieri si sta ancora bene, in altri meno bene. Proprio i pensionati siamo morti per il governo e per tutto, non c'è niente. Però io sono napoletana e amo la mia città con tutti i suoi pregi e i suoi difetti. Difetti ne ha tanti. No, è forse sempre la stessa musica, l'immondizia. L'inciviltà, la maleducazione, la poca attenzione agli altri. Ci sono cose belle anche di Napoli, però ci sono pure cose brutte. Che non funzionano i mezzi pubblici, purtroppo le strade sono quelle che sono, insomma ci sono tante cose che non va e ci fa rabbia purtroppo. Mi sono scocciato riguardo a Napoli del compiacersi di quelli che sono i maggiori difetti in realtà della nostra città e dei nostri cittadini. Cioè non mi fa piacere che in nome di un campanilismo o anche di una napoletanità, che è un termine secondo me neanche corretto, si giustifichino dei comportamenti che sono tutt'altro che civili. Non lo so, della confusione per strada, della sporcizia innanzitutto. C'è troppa gente perché tutti convogliati al Vomero, è diventata un po' una zona invivibile purtroppo. Dell'amministrazione della città, perché non c'è controllo su molte cose, su persone che fanno quello che vogliono e quindi la polizia c'è, però non abbastanza.